Sicurezza è il fil rouge, il filo rosso che lega la città e la provincia in un'unica rete fitta di controlli del territorio, dove i comuni si consorziano, si aiutano e dove le caserme dei carabinieri diventano il punto di riferimento, come a Montecchio Maggiore. La tenenza di via Salvo d'Acquisto si rafforza con l'arrivo del nuovo sottotenente Leonardo Mirto. Ne abbiamo approfittato per fare il punto con i sindaci del territorio. Problematiche soprattutto per quel che riguarda il rischio della piccola delinquenza legata per esempio alla sicurezza contro i furti. Ma soprattutto noi abbiamo frequenti furti nei domicili, ecco, soprattutto nella stagione invernale, in prossimità delle festività eccetera, abbiamo assistito a una recrudescenza di questo fenomeno. Abbiamo investito tempo e denaro e con l'arrivo del tenente siamo a completamento appunto di quella che è una struttura che offre un servizio H24 che per i cittadini è assolutamente importantissimo. Ancora una volta è la microcriminalità, quella dei furti nelle abitazioni, a destare preoccupazioni, e al nuovo comandante Mirto, con alle spalle già l'esperienza del comando di Vigo d'Arzare nel Padovano e di quello di Mirano nel Veneziano, viene chiesto un ulteriore impegno. La ricetta è quella consolidata. Il controllo del territorio e il contatto con la gente sia fondamentale anche per acquisire le notizie, per poter poi decidere anche quale strumento operativo adottare per le problematiche che di volta in volta si presenteranno. Capillarità, la caratteristica propria della tenenza, che a Montecchio può contare su una ventina di uomini. La tenenza poi ha la capacità di esprimere dei servizi H24, quindi di garantire la maggiore sicurezza ai cittadini, sia esterna sia interna, perché vengono e trovano del personale altamente qualificato che fornirà sicuramente delle risposte adeguate.